Parlando con le stelle. È sempre la vostra splendissima Esther Shine e che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata. Per alcune puntate ci saranno degli ospiti speciali che hanno segnato la storia. Parlo della storia quella con la S maiuscola, anzi esageriamo, con anche la T maiuscola. Sono persone che hanno svolto un compito, hanno fatto una missione. Questa sera ci sarà con noi un grande ospite che viene direttamente da Rama, ridente cittadina della Palestina. È con noi, un grande applauso signori, Samuele! Buonasera Samuele, spero tu abbia fatto buon viaggio. Buonasera a lei, gentile Esther. Buonasera a tutto il pubblico in studio e ai telespettatori da casa. Devo comunque fare una precisazione. Io abito a Silo, non a Rama. A Rama abita mia madre Anna. Scusa Samuele, è l'emozione di avere in studio un grande profeta, uno di quelli veri, uno con la P e anche la R maiuscole. Però questo errore mi permette di introdurre una sorpresa anche per te. È con grande onore, direttamente da Rama o Silo, Rama, Anna, la cara mamma di Samuele. Buonasera Anna, splendida questa serata. Buonasera a tutti, scusate, sono un po' emozionata. Per me è la prima volta in TV. Anna, dai, cominciamo da te. Raccontaci un po' del tuo pargolo, Samuele. Non sa, cara Esther, quanto l'ho desiderato. Non arrivava più. Io e mio marito e il Cana eravamo disperati. Ci sembrava quasi fosse una maledizione. E avevamo già pronto tutto il corredo da anni. I vestitini, la biancheria, le pappucce. E poi quella vicina, mamma santa, aveva già i figli. E io non ne avevo neanche uno. Poi, meno male, è arrivato Samuele. Dai mamma, non commuoverti. Alla fine è andato tutto bene. Oh sì, caro figliuolo, meno male. Meno male che mi sei venuto anche bello intelligente, non sai quanto ho patito, quanto ho pregato inginocchiata al tempio per chiedere questo regalo di Dio, perché è di Dio che sono i figli, cara Esther. Quindi Samuele per lei è un dono. Certo, tanto è vero che quando Samuele aveva 3 anni l'ho portato al tempio perché imparasse l'educazione. Poverino, ogni notte mi svegliavo e mi chiedevo, ma gli daranno da mangiare al tempio? Tipica mamma mediterranea. Non so, cara Esther, se lei sia madre, ma i figli sono pezzi di cuore. Caro il mio amore! Veniamo a te, Samuele. È passato tanto tempo, ma cosa ti ricordi di quegli anni che hai passato al Tempio di Silo? Sono stati gli anni della mia formazione, bellissimi e irripetibili. Vivevo tutto con naturalezza e sorpresa. Per me era tutto nuovo. Mi ricordo che spesso dormivo al tempio, faceva più fresco. Lì nel tempio c'era l'Arca dell'Alleanza, quello che il vostro Indiana Jones ha cercato molto. Io ci dormivo vicino, ma dormivo come un pezzo di legno. Ricordo i profumi, ricordo i silenzi, ricordo che nel cuore della notte qualcuno parlava al mio cuore. Scusa se ti interrompo, ma era forse Dio? Ci ho messo un pezzo a capirlo, perché lui non parla molto, ma quando parla... Quando hai avuto la certezza che fosse proprio lui? Forse da solo non l'avrei mai capito. Mi ha aiutato un vecchio cieco e con poche forze. Scusami, ti interrompo ancora, Samuele. È con noi a Parlando con le stelle per la prima volta in TV Eli, il maestro di Samuele. Buonasera a tutti. Buonasera a lei, Eli. Eli ha una lunga vita sulle sue spalle, ma mantiene ancora la sua lucidità. Cosa ci dice del giovane Samuele? Scusate che sono vecchio e stanco e i miei deboli occhi non sono abituati a queste luci forti. Che dire, Samuele? Era un pezzetto che Samuele mi diceva che sentiva una voce. È sempre stato un ragazzo attento e lui osservava, ascoltava e con entusiasmo, con curiosità. E quello che succedeva
intorno a lui e anche dentro di lui. Continui, Eli, la prego. E così gli ho detto di rispondere alla voce se l'avesse sentita di nuovo. E scusi, ma in che modo? E gli ho detto che se avesse sentito di nuovo quella voce da vicino, gli avrebbe dovuto rispondere dicendo: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. E così feci. Era una notte serena con tante stelle e una sottile brezza agitava le candele del tempio. Sentii la solita voce che mi chiamava: Samuele, Samuele. Risposi come Eli mi aveva suggerito e Dai, non lasciarci sulle spine. il Signore mi parlò. Disse che faceva di me un profeta, che dovevo parlare in suo nome. Ma non hai sentito una grande responsabilità? No, tant'è vero che mi sono addormentato. E il mattino dopo mi ha raccontato tutto e poi è partito e è andato via. Samuele, dove sei andato? Ho girato in lungo e in largo la terra di Israele. Le varie tribù erano davvero diverse, tutte con le proprie abitudini e le regole. Era difficile mettere tutti d'accordo. Sentivo forte la missione, il dovere di unificarle. Come hai risolto il problema? Gli israeliti ti ascoltavano, ma il Signore ti parlava ancora? Sono stati momenti difficili. Ero preso tra l'incudine e il martello. Da una parte c'erano le tribù che volevano un re che li governasse come gli altri popoli, vicini e potenti. Dall'altra parte c'era il Signore che dettava le sue condizioni. Io dovevo ascoltare tutte e due le campane. E come hai risolto, capisco, un brutto intrigo politico-religioso? Come ne sei uscito? Con il dialogo sono sempre stato schietto nel riportare al Signore le richieste dei popoli e alle tribù ciò che chiedeva al Signore, che voleva fiducia e fedeltà. Il Signore non mi aveva abbandonato, era la luce della mia mente, era Lui che mi guidava, ogni suggerimento partiva da Lui. Puoi farmi degli esempi? Per esempio quando incontrai Saul, il primo re di Israele. Lui stava cercando le asine di suo padre, mentre io stavo celebrando un sacrificio. Lui non trovò le asine, ma trovò me, ed io lo invitai al banchetto. Fu così che Dio scelse attraverso di me il suo primo re. Non fu un incontro casuale. Dio aveva in qualche modo detto a me e a Saul di incontrarci. Bellissima storia. Ne hai un'altra per finire la puntata col botto? Certo, quando il Signore si accorse che Saul non lo seguiva più e mi mandò a scegliere il nuovo re di Israele. Non ti dico la faccia di Jesse quando passai in rassegna tutti i suoi figli. In che senso? Beh, lui aveva puntato tutto sul primogenito, bello, robusto, moro. Pensava che un giorno sarebbe potuto diventare il re di Israele. Invece il Signore guarda quello che hai dentro. Quindi hai scelto Davide? Sì, il più piccolo, quello che aveva davvero la forza di costituire un popolo unito, perché lo Spirito del Signore si era posato su di lui. Grazie mille Samuele, grazie a tutti gli ospiti intervenuti, grazie a Anna, grazie Eli. Sarebbe dovuto intervenire anche Jesse, però ha declinato all'ultimo l'invito per un impegno che non poteva proprio rimandare. Samuele ha compiuto la sua missione a servizio dell'unità e della comunione. Chi sarà il prossimo a intervenire in una delle nostre prossime puntate? Qui la vostra Esther Shine vi saluta e vi rimanda alla prossima avvincente storia qui a Parlando con le Stelle. Buona vita!